è un corso, ma è l'incontro mensile, dove verrà trattato tutti i lavori, le cose da fare mese per mese. Quindi adesso andremo in marzo a fare un altro incontro e si parlerà di lavori di marzo. Stasera si parla dei lavori principali importanti da fare nel mese di febbraio. E quindi, visto che siamo un po' in ritardo, invece prolungarmi tanto con tante parole, è meglio che diamo la parola al nostro bravo, e lo ringraziamo anticipatamente per la sua disponibilità, a Francesco Campese, che ci illustrerà i problemi di questo mese. Parola a Francesco, grazie. Ho spento tutto. Togli la scatola magari. Loro mi sentono, ma No, prova a parlare, sentiamo. Se no non più. Metti qua, mi do mica. ah sì? Mi senti se lo lascio qua? Allora, buonasera, vediamo ormai spesso. Stasera sarò molto veloce perché ho il candito sulla schiena. Quindi siamo un po' sintetici. Allora, prima di parlare di lavori mensili faccio una breve divagazione. Voi avete letto questo giornalino qua? Sì, è il nostro giornalino, penso che l'avete letto. È il numero 1, anno 27, il numero 1, luglio 2021. È l'ultimo che è arrivato, bello profondo. Allora, dentro c'è una ricerca fatta da un gruppo di apicoltori piemontesi assieme a un gruppo di apicoltori francesi, quelli che lavorano nel Midi. E dopo 20 pagine di grafici, numeri, eccetera, sono arrivati a delle conclusioni. E allora io volevo partire proprio dalle conclusioni, perché è bene studiare alcune cose. Allora, la prima conclusione è che in tutto questo lavoro si sono accorti, e l'hanno detto a un certo punto, che alcune famiglie di api muoiono e hanno individuato due cause. La prima è d'estate muoiono perché vanno orfane e perdono le api. D'inverno muoiono per varroa e perdono le api. Sono due conclusioni quasi banali, poi sono 40 anni che lo diciamo agli apicoltori, che le famiglie non devono rimanere orfane per mesi. Tanto più non dovrebbero rimanere orfane quelle che sono in uno studio a livello europeo. Se l'apicoltore fa l'apicoltore, le api non muoiono. Tanto più parliamo di api morte in inverno. In inverno muoiono non per il freddo, poi che famiglia può morire di fame, ma normalmente muoiono di varroa. Muoiono di varroa, e questo vuol dire che l'apicoltore è stato trascurato nel suo comportamento riguardo alle api. Quindi hanno lavorato parecchi anni per arrivare a questa conclusione. Sembra quasi che abbiano scoperto l'uovo di Colombo. Poi sono arrivati a un'altra conclusione, che la varroa foretica deve essere sulle api autunnali in quantità
inferiore a 1% api, cioè tendente a 0. E noi ve lo diciamo da 5 anni che quando fate i sublimati invernali bisogna farli finché la caduta è prossima a 0. Non adesso, sono 5 anni che lo diciamo. Pensate che c'è il nostro amico Mario, che anche quest'anno qui ha fatto 14 fumicature per arrivare a quota 0 di caduta. Tanto per capirci, le api sono vive, non c'è problemi. E noi lo facciamo anche senza fare lo zucchero, cioè non è che andiamo lì a prendere 200-300 api, poi le scuotiamo con lo zucchero per vedere se la varroa residua è inferiore all'1%. Siamo molto più drastici, lo facciamo proprio col sublimato e non più su una varroa per 100 api, ma diciamo 0 varroe per 20-30.000 api, che è un bel discorso ben diverso. Quindi già da molti anni vi suggeriamo di partire in primavera con una situazione per quanto riguarda la varroa assolutamente tranquilla. Terza conclusione, sappiamo, no, la varroa porta almeno 18-20 virus e loro ne hanno identificati 2 che sono fra i più dannosi, no? C'è il virus delle ali deformi e c'è il virus della paralisi, che poi sono 2, ma comunque le unifichiamo nel virus della paralisi. Sapete, le ali deformi sono quando le api nascono con le ali rovinate, che non è colpa della varroa, ma è colpa del virus che trasporta la varroa. Mentre per quanto riguarda le api che vengono colpite dalla paralisi, quelle adulte diventano nere, le avrete viste un po' tremolanti, poi diventano tutte nere, spelacchiate, e le altre api che cercano di trascinare fuori in tutti i periodi dell'anno, ma soprattutto verso l'autunno. E invece quando questi virus sono molto più potenti come quantità, si trovano le pupe nere che muoiono prima di sfarfallare, quindi se uno va con la leva all'aprire le cellette che non nascono nelle covate in autunno, trova queste pupe nere, quello è il virus della paralisi. Noi è da un bel po' che vi diciamo che bisogna che le api autunno-invernali siano il più pulite possibile, perché solo in quella maniera si riesce ad evitare sia la proliferazione del virus delle ali deformi, sia del virus della paralisi, che sono quelli che poi piano piano mangiano le api durante l'inverno. E quindi arriviamo alla terza conclusione, che è l'inizio del discorso: come si può arrivare ad eliminare tutte queste situazioni? Facendo il blocco della covata. Il blocco della covata, cioè le conclusioni sono arrivate loro 6 mesi fa, ma noi ci siamo arrivati 5 anni fa. Il blocco della covata estivo sospende la covata, quindi riduce drasticamente la riproduzione di questi 2 virus, e quindi tutte le api che noi andremo ad allevare dopo il blocco sono api che hanno un'infestazione bassissima e quindi una grande probabilità, per non dire certezza, di passare l'inverno. Naturalmente sono 5 anni che lo diciamo, sono 5 anni che lo diciamo insistendo anche contro la voglia di qualcuno, perché sembra, anche a livello di apicoltori nazionali, sembra una pratica, diciamo, che altera il ritmo naturale delle api, salvo poi implicare un uso di stecche di tutti i tipi con qualunque prodotto, con risultati purtroppo, e loro lo certificano, con risultati molto aleatori. C'è resistenza al fluvalinate, c'è resistenza all'amitrazo, c'è resistenza al birlane, quindi praticamente il voler insistere con la chimica porta necessariamente a non
non a proteggere adeguatamente le api, quindi condannarle nell'arco dell'inverno, non tutte, ma una certa parte, a subire l'assalto di questi virus e non riuscire a svernare, come sta succedendo tuttora anche ai nostri apicoltori. Non è che parliamo della Luna, parliamo anche dei nostri apicoltori. Se io vi dico, ieri ho trovato una cassetta in postazione che portava miele a 100 e stava saccheggiando una famiglia che aveva le scorte, non so dove, perché purtroppo quando si alzano non sai dove vanno, però aveva le scorte, aveva il miele, però era morta. Quindi è morta non di fame, ma è morta per i virus e per varroa trattata male. E questo ve lo diciamo da un bel po'. Inoltre, loro sono arrivati a un'ulteriore conclusione, che visto il cambiamento climatico, visto le situazioni che ci sono inverni o Non si sente nulla, non si sente più. Non si sente. Sta Arriva parlando. l'audio. Manca la voce. Sì. segniamo oltre al blocco, Arrivata. se uno ha dei dubbi o quando va a fare i trattamenti invernali, le pulizie invernali, o toglie quelle rosette di covata, le passa per il freezer e poi utilizza i favi, oppure ingabbia le regine, aspetta che tutte le famiglie siano in assenza di covata e poi gli fa quei 2 o 3 sublimati che gli permettono di arrivare quasi a quota zero di varroa, quindi fare tutta la stagione successiva tranquillo. Purtroppo magari il miele è difficile che venga, però le famiglie almeno sono belle, non si gusta le famiglie se non può gustarsi il miele. Naturalmente questo vi è stato sempre detto, insegnato gratis. Questo lavoro è costato, cioè è stato finanziato dall'Europa per 1.900.000 euro, l'avete letto. Quindi voglio dire, no, qualche tempo fa è venuto un apicoltore, un vecchio apicoltore, anzi diciamo vecchio di tecnica, non di età, è ancora molto giovane, però è vecchio di tecnica, e lui stesso ha ammesso che ha avuto dei cattivi maestri, perché dice, ogni primavera porto a casa casse vuote, famiglie piccole, mentre vedo questi giovani qua che cominciano, no, ultra fortunati, che già hanno tutti le cornici, tutti fanno il blocco, tutti, e in primavera si trovano le api belle, pulite, senza problemi. E di fatto io ho cominciato anche io a fare le cornici e voglio sentire un po' da te ulteriori delucidazioni. Ha detto, questi giovani che cominciano sono fortunati rispetto a io che ho avuto dei cattivi maestri, perché mi hanno insegnato che con le strisce si ammassa la varroa, in realtà sto ammassando l'azienda perché non riesco più ad avere la certezza di avere le api la primavera successiva. Finisco con un'altra battuta. 5 anni fa, in un paese che si chiama Zafferana Etnea, che voi non conoscete, ma è un paese particolare della Sicilia, dove ci sono almeno forse 300-400 professionisti in questo paese, più altrettanti apicoltori che vorrebbero diventare professionisti, però comunque hanno 300-400 cassette di api, diciamo hobbisti in grande. Non tutti ci riescono, ma tanti ci provano a diventare professionisti, perché diventare professionista vuol dire avere l'apicoltura come unica fonte di reddito, che è una roba non semplice. Questo paese ha come buona parte della sua economia fatta solo dagli apicoltori, quindi lì l'apicoltura è come avere la zona industriale di api. Allora, un giorno mi chiama da parte il vice sindaco, 2 o 3 assessori, 2 o 3 apicoltori professionisti che conoscevo,
e mi dicono noi vorremmo farti cedere un orario di Safferana, che ne dici? Io dico, per me sarebbe un onore, visto che almeno per 30 anni ero col corpo in nord, me la benché a Zafferana, che qualcuno capisce il discorso. Perché quando tornavo dalle mie api la sera il telefono era sempre caldo fino a notte fonda, perché chiaramente un po' clienti, un po' amici, un po' problemi di allevamento, dovevo svestirmi del mio ambiente per vestirmi del loro ambiente per poter dare delle risposte significative. Quindi dico, sono vissuto sempre qua. Poi bisogna onestamente ammettere, come ammettono pure loro, che una bella parte di marmi che ci sono in tante famiglie di apicoltori sono anche merito dei miei api, adesso sono in pensione, ma allora bravi loro a farle girare, eccetera. Però avevano materiale buono e con quello molti avevano avuto un bel successo in apicoltura. Effettivamente poi cosa è successo? Dico, c'è l'ottobrata, loro fanno l'ottobrata. L'ottobrata è un mese di fiera continua in cui l'apicoltura è una grossa fetta in questo paese, quindi vengono gente da Sicilia, anche da Calabria, poi Corriere, per questa manifestazione che dura un mese. Ci vedremo per l'ottobrata. In realtà poi cosa è successo? Cambia l'amministrazione. L'amministrazione non gli è più fregato niente e quindi tutto è passato in cavalleria, con vergogna anche di qualche apicoltore professionista. Questo per dire che gli apicoltori, quando ricevono formazione, conoscenze, diciamo, aggiornamenti continui, devono imparare a essere riconoscenti a chi glieli dà gratuitamente, perché molte cose non le apprendete da chi in generale, da chi vende casse, da chi vende candito, da chi vende plastica, da chi vende polistirolo, da chi vende pezzi di ferro che si usano in apicoltura, ma le apprendete da chi si fa carico di trasmettere ricerche, conoscenze, sperimentazioni e anche successi positivi. E quindi è importante che gli apicoltori, anche qui i giovani, imparino a essere riconoscenti verso chi fa tutto questo gratuitamente. Chiusa questa premessa, siamo il 10 di febbraio e parliamo della situazione attuale. Allora, voi sapete. Scusa, una domanda, sempre riferito a un reportage di cui parlare, no? A un certo punto parlano di un trattamento a base di ossalico a lungo rilascio, sì. No? Che vanno per campo, ma com'è il trattamento? Io ho provato le strisce, quelle che producono in Grecia, dove l'ossalico viene rilasciato, sono imbevute di ossalico, quindi viene rilasciato per parecchio, finché le api le mangiano. È un po' come l'Amitraz, però a base di ossalico. Sì, però non lo so, le esperienze di Alessio, a me non sono piaciute. Sono piaciute perché l'ossalico è sempre ossalico. Lo sapete, l'ossalico è un acido e brucia. Allora, se noi facciamo un liquido e poi basta più. Dopo 3 giorni le api piano piano si ripuliscono e l'effetto, diciamo, caustico dell'acido cessa. Le api hanno un po' di danni, ce ne sono di giovani, ci sono di vecchi che vengono un po' bruciacchiate e la famiglia cala, però ne rimane a sufficienza. Siamo tranquilli che abbiamo fatto una bella battitura del Livarò e quindi la famiglia riparte, diciamo, allevando covata buona. Questi strisce, la mia impressione è che lavorando tutti i giorni sulle api fanno un abbattimento di varroa, però fanno anche, almeno da me, un forte abbattimento di api.
proprio per quel motivo lì, perché le api adulte e soprattutto quelle piccole che sono a contatto con le strisce, tutti i giorni sono a contatto con lo salico castico. Per cui a un certo punto ho deciso di togliere immediatamente, perché vedevo che c'era varroa non tanta nel cassetto, però l'effetto sulle api era molto evidente. Bisognerà forse ripeterla in altre situazioni, non lo so, non lavoravano, erano sotto alimentazione perché non c'era niente, c'era caldo, è da valutare, però la prima esperienza che ho fatto per me non è stata positiva, però voglio dire, tanti li hanno usate in Sicilia, qualcuno è stato soddisfatto, qualcun altro invece si è lamentato subito di grossi cali di api, e quindi è tutto una roba da vedere, insomma. Non lo so l'esperienza di Alessio perché non ci siamo ancora confrontati, però la mia esperienza è stata quella lì. Questa volta mi sembra che sia stata abbastanza positiva. Come positiva? Beh sì, la varroa certo. No, ma anche come consistenza, lo dobbiamo provarlo, sì. Bene, quindi passi che cambia anche l'ambiente. Sempre no, Però non te l'hai fatto nell'estate. l'ho fatto Sì, fine maggio. Fine maggio. Sì, fine estate. Fine estate, sì, l'ho fatto. Però sempre sotto alimentazione, sì, perché non Ecco, dimenticavo una cosa, nel giornalino qua parlano di esporto della covata. stiamo parlando di quelli. Sì, quella bianca. L'esporto della covata, se non l'avete provato, vi sconsiglio di provarlo, perché è un sistema tremendamente laborioso, serve un mare di materiale e un mare di manodopera, con esiti così. Soprattutto da noi, chi ha le api sul castagno arriva a metà luglio che già 8 favi di covata, quindi che esporta, cioè non rimane niente dentro. Quindi c'ha covata carica di varroa di qua a rischio e famigliola con poche di api di qua a rischio che quando la vai a fare lo salico già le prendono scottata e quindi già cala, quindi assolutamente credo che da noi chi l'ha fatta, qualche giovane che l'ha fatta su un certo numero di api è rimasto senza schiami e senza cassette. Quindi magari qualcuno è riuscita, se uno ha una bella famiglia con 3 favi di covata può anche rischiarlo, però diciamo che mediamente per ora qua non ha dato grandi risultati. Per cui noi abbiamo optato appunto per un sistema poco laborioso, senza necessità di grandi materiali, perché uno alla fine quando ha una cornice, la griglia scuderegina ce l'ha sempre, può tranquillamente fare i suoi lavori, il suo blocco, senza impiegare ulteriore materiale. Insomma, se c'è importazione, diciamo, gli lascia l'aria, insomma, ma sperando, non è che sia così frequente l'importazione a metà luglio e il 20 di luglio, insomma, ormai la melata è diventata solo un ricordo. Per cui è bene, cioè la sconsiglio come esperimento, se uno vuole fare delle famigliole, se le fa adesso a fine aprile, aspetta che la regina cominci a deporre, gli fa un bello salico e arrivano in autunno delle belle famigliole pulite senza problemi. Allora, oggi siamo il 10 febbraio e normalmente io consiglio sempre che io parto a metà febbraio mentre il candito, però un'occhiata l'ho gelata alle cassette. Mediamente hanno molto poca covata. Mi dice qualche apicoltore che le ha a mezza collina invece che ne hanno tantissima, dove sono un po' rimparate, un po' di polline in più della campagna che è tutta bruciata, almeno andando in su. Probabilmente le ha un po' più belle, però comunque il clima non permette ancora alle api di allargare l'allevamento. Adesso quando voi le guarderete, se non le avete già guardate, l'importante è che le famiglie, piccole o grandi che abbiano, se sono partite con la covata, abbiano delle rosette belle compatte.
se le rosette sono compatte vuol dire che la famiglia comunque, anche se non ha tanta covata o anche se non è gran popolata, comunque vuol dire che sta bene, perché se riesce a fare la covata compatta vuol dire che fisicamente ha i suoi grassi, le sue scorte proteiche. Dopo quelle piccole lì man mano cominceranno a nascere, saranno poi quelle che faranno tutto l'allevamento, mentre le api invernali sono quelle che faranno da tampone alla covata per tenerla calda o per portare il polline se verrà, perché quel secco che c'è è anche difficile che riescano a trovare un po' di polline. Noi lo diamo sopra i telaini perché, viste anche le temperature, la famiglia li accede utilizzando anche il tepore della covata sotto. Se voi le guardate la mattina, sopra non c'è niente, scappano giù perché c'è un freddo e un ghiaccio. Cioè, hai la brinatina di 0 gradi, siamo tutte le mattine parecchio sotto zero, quindi anche le famiglie prudentemente allargano quel po' che gli serve per iniziare il ricambio, però non sprecano le energie. Pensate che queste temperature sono molto basse anche in Sicilia, gli apicoltori siciliani incapaci di capire l'andamento climatico hanno cominciato ancora in gennaio ad alimentare con sciroppo e adesso si trovano con le famiglie praticamente ultradimezzate rispetto al mese di gennaio. E chiaramente il sciroppo spinge le api a ingolfarsi di alimento, però poi il freddo notturno impedisce di concentrarlo, sviluppo di nosema e quindi automaticamente mortalità, diciamo, precoce delle api. Ora, se uno ha favoni di covata, va a favoni di covata, ma se uno ha rosette di covata, se uno va ad ammazzare quelle api che sono destinate a covare e a far nascere questa covata, a un certo punto si trova con un telaino di api incapaci di produrre calore. Ed è successo a tanti in questa situazione. Nonostante detto e ripetuto anche lì per decine di anni che è meglio mettere il candito, tenere il candito fino a quando sbiancano, cioè fino a quando viene importazione da fuori, e questo vuol dire che c'è temperatura di notte e di giorno, perché altrimenti i fiori non darebbero nettare. In quel caso lì uno va tranquillo, le api crescono in base alle loro forze. Poi quando sbiancano, cioè quando viene da fuori, allora è il momento in cui il liquido è una potenza che si aggiunge allo stimolo dell'importazione, quindi spinge la famiglia ad aprire, diciamo, oltre quello che farebbe spontaneamente. Però bisogna arrivare a quel momento con le api nelle cassette. Quindi è importante le api invernali rispettare, non lasciarsi tentare dalle chiacchiere che si sentono, mai mi do il sciroppo dentro, io gli metto la cassettina che si ricucciano goccia a goccia. C'è gente che con questa operazione negli anni è rimasto anche senza api, quindi è meglio andare col candito, tanto lo trovate già fatto bello buono, le api lo mangiano, e lo mettete sopra i telaini, poi con il favo rovescio, così la famiglia se lo mangia utilizzando sia il calore che l'umidità della famiglia stessa, e quando l'ha mangiato, diciamo fine mese, inizio di marzo, le riguardate e se vedete che le scorte non sono così abbondanti, gli ripetete l'operazione. Questo è fondamentale perché con il candito si riesce a salvare anche le famigliole molto piccole, basta metterle lì sopra proprio come sono loro, ed è importante perché poi ci saranno anche le famiglie forti. Allora se uno ha salvato anche le famigliole piccole, poi tutta quella covata che verrà in più delle famiglie che sono cresciute per numero di api, per spinta della regina, per magari importazione, sono cresciute bene e quindi sono in grado di dare 1 o 2 favi di covata per quell'altra, quelle lì
troveranno subito posto in queste famigliole che sono un po' indietro, però hanno la regina anche un po' più riposata e quindi aggiungendo covata saranno pronte come le altre quando sarà l'8-10 maggio, 7, vedremo che comincia la chiusura della caccia, saranno pronte come le altre a fare la produzione che a noi interessa. Così avremo salvato capra e cavoli, avremo ridotto la possibilità di sciamatura a quelle forti e nel contempo avremo portato a produzione quelle un po' più indietro. Se non succede che quelle forti scappano, poi prendiamo le sciame, però non fanno miele né questo né quello, quella scarsetta completa lo sviluppo sulla chiusura della caccia, è finita la caccia, è finita 3/4 della stagione, chi ha le api da tanti anni lo sa, quindi sempre meglio prima della caccia arrivare con tutte le api possibili e immaginabili e poi utilizzare, se leggete le riviste o anche i libri, come sai, per 2 famiglie deboli in primavera si uniscono, viene una porta e si fa produzione su base. In primavera bisogna, salvo che non sia una regina scadente proprio di quelle lì che non stanno neanche in piedi sul telaino, bisogna tenerle tutte vive, perché poi capita sicuramente che nell'apiario, che siano 5, che siano 10, che siano 100, capitano sempre le famiglie che sono in esuberanza di covata e quindi saranno in grado di aiutare queste famigliole ad andare in produzione. Alla fine, vedete che voi non fanno schifo quelle postazioni là, ci sono 3 melari, 2 melari, 0, 1 melario, 0, 2 melari, 0, 0 melari, 2 melari. Sono postazioni che mettono anche sulle riviste che fanno schifo, fanno. Un apicoltore deve essere in grado, anche per soddisfazione sua, per ambizione sua, di gestire le api, di piano piano negli anni imparare a portarle tutte quante più o meno pari in maniera da riuscire da tutte trarre produzione e non solo da qualcuna, e magari quelle più belle fanno un bel melarione di pisciacano e dopo vanno 3 volte in cima alle piante. Non arriva niente. Se uno ha fortuna prende lo sciame e se non ha fortuna non prende neanche quello e poi si becca la cassa orfana perché poi siamo 2 o 3 volte e alla fine rimane orfana. È la storia di ogni anno. Quindi si è perso produzione qua e produzione nelle famiglie un po' più piccole che si potevano aiutare con la covata di questa famiglia esuberante. Questo qua è un lavoro che già si prepara adesso in febbraio. Febbraio non è che si guardano le api tutti i giorni, nella bella giornata uno fa solo questo controllo veloce. Se c'è qualche orfano, purtroppo, se uno non ha delle famigliole di riserva, lo dovrà riunire con una famiglia piccola e lo si può fare. Qualche volta uno c'è la famiglia piccola da mettere nell'orfano, qualche volta ci sono degli orfani che sono popolati bene, allora uno aspetta alla sera, riunisce la famiglia su 2 o 3 telaini in maniera che rimanga compatta, con la regina in mezzo, prende i telaini tali e quali con tutte le api che li ricoprono, soprattutto il mese di febbraio, perché alla sera sono lì tutte che si radunano, anche sul giro per la cassetta, praticamente tirando su 3 telaini, si tira su tutta la famigliola e si infila dentro nella cassa orfana se è popolosa, altrimenti si riuniscono quelle orfane alla famiglia piccola. Basta farla sul tardi quando non vogliono più, anche quella orfana va radunata in 2 o 3 telaini in maniera che si concentrino e poi si possono tranquillamente aggiungere a una famiglia più piccola, non in mezzo ma di lato, in maniera che la riunione avvenga, diciamo, un po' alla volta. Le orfane sono api invernali, che sono diverse dalle api estive, che sono molto aggressive verso le regine strane, quindi sono api invernali che desiderano avere una regina e se è orfana va progetto che chiamano parecchio perché magari sono orfane da 2 o 3 mesi. Hanno il vantaggio che pur essendo orfane da molto tempo sono molto restie ad allevare, a fare covata maschile, quindi a diventare figliatrici, mentre in primavera e estate dopo un po'
Perso il collegamento. Non c'è più collegamento. Non si sente Sparito. niente. Non si sente un piffero. Casomai quando prendete i fari, gli fate una passata per il freezer, se c'è qualcosa che va ammazzato, poi li tenete lì da parte, se sono buoni c'è un po' di miele, li utilizzerete per fare 2 o 3 famigliole quando è il 20 di aprile, mettetevi un favo di covata, 2 favo di covata con un favo costruito, un bel pacco di candito, e se non avete le celle se le fanno loro, magari è un po' più lenta a riprendersi, però voglio dire, siete pronti per farvi una riproduzione di regine senza la paura dopo, quando è estate, di trovare qualche cassa orfana, qualche cassa che se la cambia non ce la fa perché non ci sono i buchi. Ci sono casse che vanno orfane in settembre, ottobre perché cambiano la regina e non ci sono più fuchi, quindi vanno orfane. Ecco, se uno ha la sua piccola riserva, questi roli ce n'è in abbondanza, ce l'hanno tutti, si fa 4 famigliole di riserva e uno poi se le gestisce nel tempo o per utilizzare le regine o per allungare la fila o per integrare famiglie che per qualche motivo non hanno passato l'inverno e quindi c'è le casse vuote. Questo per tutto il mese di febbraio. Un bel pacco di candito da 2,5 kg, arrivano fino ai primi di marzo, il tempo che poi uno comincia un po' a valutare anche le scorte, perché mangiano tutto il mese di marzo, perché eventualmente ripetere l'operazione candito, perché poi le api ce lo danno tutto indietro, ce lo danno indietro sicuramente in api e covata, magari in miele, però intanto ce lo danno indietro in api e covata. Ma quando uno ha covata, al sabato si può divertire a fare un mar di cose, fare famigliole, fare qualche regina, cioè vuol dire se tu c'ha materiale, inizi a lasciare lì e giungere solo medagli, senza mai guardare sotto, uno guarda sotto e si diverte a fare le piccole cose. Scusa, il candito lo mettiamo comunque, anche se hanno tante scorte, le abbiano tante scorte. Sì, il primo sicuramente perché avere tante scorte è una bella fortuna. Io ho dato 10 kg di zucchero, 11 ho 10 kg di zucchero e insomma hanno lucidato abbastanza bene, direi. Quindi se hanno ancora tante scorte adesso, vuol dire che ce ne avevo tantissime in autunno. Quella è una fortuna. Diciamo che il primo candito serve per invogliare la famiglia a partire forte. Dopo, se a scorta e sufficienza non serve più da niente, però le api in più che hanno fatto sono quelle poi che vanno a mangiare tutto quel miele lì e lo trasformano in covata. A un certo punto, quando la famiglia comincia ad allargare, se trova favi di miele, un po' lo sposta e molto lo mangia e ci fa tutta covata. Quindi a scorta è una bella roba. Infatti noi vorremmo tutti, quando c'era la velata, si dava il candito solo per farle partire e per spingere a mangiare tutti questi favori di miele o per quell'altro fino in fondo che avevano di covata, di melata, di metecalfa, perché altrimenti poi quando cominciava l'importazione rimanevano lì come un papo che chiudeva la famiglia, mentre spinge. Invece spingendoli un po', poi loro mangeranno tutto questo miele e lo trasformeranno in covata. Questo deve avvenire però prima dell'importazione, perché chiaramente quando c'è importazione il miele percolato lo lasciano lì. Dimmi. Adesso si sta dicendo di cominciare a fare partire le api. Che rischio c'è se ci sarà una gelata e quindi di mare? Allora, un anno, parliamo dell'83-84, quindi una vita fa, c'era un mio amico agricoltore che poi si era sparito in Calabria e aveva le api nelle mie zone. Le mie zone venivano giù, Quinto Bolzano, Grototto, Grantottin, Poianea, queste zone là dove ci sono le marcite, lui aveva anche il mucchio e l'ucciola.
chi è di quelle zone lì sa quei posti lì. Sono zone, a quel tempo facevano le marcite, quindi la fioritura del Tarasacco cominciava prestissimo, perché facevano sull'acqua, già ai primi di marzo l'erba era alta, così toglievano l'acqua e era tutto fiorito. E io andavo col candito e lui a un certo punto passava a trovarmi. È diventato un vizio, non si sente niente. Brutta sta cosa. Bloccato. Dopo 15 giorni Mi scusi, buonanotte. Mi scusi. Bellissime, nosema, inimmaginabile, e lui portava, perché lui era carico bene. La soluzione per salvare centinaia di cassette è andato in Sicilia verso fine marzo, ha caricato un camion di casse, ha trovato un apicoltore vecchio che le vendeva, avevano tutte quante 7-8 kg di covata, e diciamo che sono molto più avanti che da noi. È venuto su, non è neanche scaricato, è andato nelle postazioni, tagliava di una cassetta, la apriva e ogni terreno pieno di api lo infilava su una cassetta. E se la trovava, lasciava solo la regina con un telaio e poi chiudeva la cassetta. E praticamente ha dato un po' di tutto, covata mista, covata opercolata, solo favi di api a tutte le cassette, ed è riuscito a salvarle, che altrimenti non le avrebbe salvate. Questo per dire cosa fa il liquido fuori stagione, perché da noi brinate potenti tutto marzo e aprile. Il candito non crea questo effetto, nel senso che le api mangiano alla volta, aprono quelle tantine in più che aprirebbero perché hanno l'alimentazione, però se c'è il ritorno di freddo, il candito non crea nessun problema. Perdono un po' di covata esterna, perdono un po' di uova esterne, però la regina il giorno dopo, quando sa la temperatura, li depone nella parte esterna di terreno. Ho risposto. Beh, ci sono anche domande, Sì. perché ne abbiamo 142 collegati. A proposito del quanto ha detto adesso Campese, si potrebbe fare un paragone. Se noi diamo il liquido, è consigliato di darne 1,5 litri circa, no? Non di più. E in una notte riescono a mangiarlo tutto. Se noi diamo un pacco di chilo di candito, non lo mangiano in una notte. Ecco, per fare un piccolo paragone di differenza. Dobbiamo stare attenti a questi. Sì, no, ecco, io ho fatto il paragone, un chilo, un litro, tanto per fare un piccolo paragone. Ecco, di liquido in una notte alla mattina è finito, litro e mezzo. Marco Parise chiede, l'inserimento del favo trappola vabbè, è efficace per combattere la varroa? Il favo trappola, penso sia l'allevamento di fuchi. Diciamo, nei fuchi c'è molta covata maschile, molta varroa. Però se noi l'abbiamo ammassata prima, non serve il favo trappola. Il favo serve per allevare fuchi per le nostre regine e per quelle degli altri. Una famiglia equilibrata deve avere i suoi fuchi, perché anche loro emettono i loro ormoni, danno sicurezza alla famiglia. Cioè, se le api li fanno, vuol dire che servono all'equilibrio della famiglia. Poi, quanti ne togli? Uno ne togli un certo numero. Sotto i fuchi, se uno fa l'allevamento di fuchi, sotto alla fine ne trova anche 5-6 varroe su qualche cella da fuco. Però io non vorrei rischiare di arrivare a quel punto lì,
perché poi succede che se uno non sta attento, i fuchi nascono e nasce anche la varroa. E allora c'è il rischio di allevarla invece che toglierla. Conoscendo gli apicoltori, visto che li ho visti questi telaini trap, tutti belli nati. Quando che si mette il tenerino lamellario su un gatto e sotto gli fa qui dei fuchi, chi si taglia e si travia, allora si sbaglia. No, diciamo che se uno ha operato correttamente prima, è una perdita di energia per la famiglia. C'è una famiglia, io che li allevo, ma lo sa anche Alessio, una famiglia per allevare mezzo favo di fuchi impiega la stessa energia di un favo e mezzo di covata. Ora, se noi li facciamo allevare i fuchi, quindi dobbiamo tagliarli quando sono traccolati, praticamente quello che hanno bruciato di energia l'hanno bruciato a scapito dell'allevamento di covata. Ora, i fuchi li fanno abbondantemente, sappiamo, in primavera, proprio quando le famiglie hanno bisogno di avere tutte le loro energie per produrre il miele. Quindi è un tirarsi la zappa sui piedi, togliere l'energia alle famiglie proprio nel momento in cui hanno bisogno di averla al massimo. Quindi, si può ovviare il problema appunto delle varroa se uno già in autunno e in inverno ha provveduto a spulciarle il più possibile, arrivando con l'ultimo sublimato quota 0 o al massimo 1 o 2 varroe. Se lei va a vedere il primo taglio di fuchi e di isopercola, troverà 3-4 varroe. Ora, ha senso per 3-4 varroe togliere un favo e mezzo di covata alla famiglia? Cioè, gli si crea un affaticamento e uno sbilancio che, potendo intervenire prima, non ha senso, visto che ormai siamo in stagione di malva e quindi già le api hanno grossi problemi a sopravvivere e a produrre miele, meglio non affaticarle ulteriormente, insomma. Secondo me. Dopo uno ci può provare, ci può divertire, quello che vuole. Già hanno problemi quelli che li allevano col mezzo tenerino che servono per le regine, cioè andarsi a imbarcare in situazioni così, direi, per me no, dopo uno può provare, insomma, no. Però non salvi la famiglia facendo quel discorso. No, non è che no, se togli 5 varroe, non è che togli 5 varroe, non è che togli così tanti, insomma. Avete capito che lui fa questo lavoro perché interessa avere i fuchi di fecondazione, perché, perché fa le regine. Però bisogna intervenire con le casse. Sì, certo. Quello è fondamentale. Allora, no, adesso io faccio poca roba, lì mi diverto perché sono vecchio. Però quando facevamo 10.000 regine avevamo 2 postazioni che facevano fuchi. Però a un certo punto, diciamo dopo la caccia, ultimamente c'era il rinforzo, cioè un certo numero di famiglie, a queste che allevavano fuchi veniva tolto il favo da fuoco perché altrimenti collassavano. Mentre a quelle che una parte che avevano fatto la caccia, appena finita la caccia, facevamo il blocco della covata. Un trattamento e dopo dentro il favo da fuoco. E quelli lì facevano fuchi per il mese di agosto e settembre, anche un po' di luglio, agosto e settembre, tranquillissime. Cioè dovevamo anticipare il blocco, quindi la pulizia, perché alternativa, anche se uno mette le strisce, i fuchi non si salvano, perché hanno un'attrattività sulla varroa e una capacità di riproduzione della varroa, cioè vedere 7-8 varroe su un fuco che vola tranquillo, è una roba che fa impressione, veramente. Tra l'altro nascono varroe mature, che sapete ne ha covata, rinasce la madre con una figlia matura e feconda. Ma nei fuchi, visto che ci impiegano parecchi giorni di più a nascere, hanno tempo a uscire la madre con 2-3 figlie mature e quindi il ritmo di riproduzione è molto più accelerato.
E quindi facciamo quell'operazione lì, cioè facciamo il blocco dopo la caccia, visto che già hanno avuto parecchi turni di covata, in maniera da farle ripartire per i 2 o 3 turni di fughi successivi il più possibile pulite, poi non c'era più nessun problema a farle sdannare, insomma. Guglielmo chiede se abbiamo qualche dubbio sulla pulizia da varroa in questo periodo. È opportuno fare almeno un trattamento di sublimato in questo periodo? Cioè, sublimato se ne possono fare anche 10, perché chiaramente adesso c'è già covato dappertutto ormai, quindi la varroa il 90% o forse anche tutta è sotto la covata, e quindi diciamo che il trattamento fatto adesso serve per l'apicoltore ma non per le api, insomma. Ha risposto. Questo virus varroa, è solo di inverno capita oppure capita anche nelle altre stagioni? Parli di varroa o di virus? Io ho capito che varroa è un virus. No, la varroa è un acaro, però trasporta una ventina di virus attraverso la sua linfa, punge le api e come fa le zanzare, pungendo le api con la sua saliva trasmette questi virus alle api. Sono 2 cose diverse. La varroa è un parassitone bello grosso, il virus è una roba piccolissima che però tutti e 2 fanno danni. E c'è sempre comunque. La varroa c'è sempre, cioè, anche se noi vediamo che non c'è nessuna caduta, qualcuna c'è sempre. E così ci siamo procurati lavoro per l'anno dopo. I virus comunque accompagnano come quantità la presenza della varroa. Se c'è poca varroa, pochissima varroa, ci sono pochissimi virus. Se c'è tanta varroa, ci sono tantissimi virus fino a portare al collasso della famiglia. Okay. Domanda semplice, il candito si mette sopra i telaini? Sì. E ci potrebbe dare, chiede Francesco, il suo parere sullo spazio mussi per la lotta alla varroa, perché qualcuno dice che con l'ape nera va bene. L'ape nera della Sicilia o l'ape nera nostra? Penso della Sicilia, perché viene dalla Sicilia. Sapevo. Sì, allora, io ce l'ho le strichette per lo spazio mussi, credo che avranno 30 anni, che tengo al museo. Forse va spiegato cos'è lo spazio. Allora, lo spazio mussi perché diamo a volte per scontato che è meglio. Allora, un apicoltore si è inventato di allargare i terreni della covata, pensando, supponendo che le api, avendo più spazio, si spulciano un po' di più, la varroa non ha modo di aggrapparsi di nuovo alle altre api e quindi cade sul fondo. Quello è il concetto. In realtà adesso abbiamo una varroa che non sta neanche più sulle api, praticamente esce dalla covata e subito dopo si infila su un'altra larva. Quindi l'effetto spulciamento, se casomai ci fosse, sarebbe praticamente irrisorio, quella varroa distrutta che abbiamo adesso. Quindi io ho i telaini, per esempio, da melario, che sono 8 e non 9, da sempre. Una volta non c'era l'escudo di regina, quindi i vecchi apicoltori usavano quel sistema lì per scoraggiare la regina a sedere nel melario, comunque ci andava lo stesso. Regine buone andavano sul melario lo stesso. Però io credo che nel cassetto non ho mai trovato una varroa. Praticamente i veterinari da melario lì sono spazio mussi perfetto. Ti fanno la covata sopra, però io ho messo anche delle cassette. Chiaramente avendo gli stanziatori ho messo le cassette con spazio mussi.
E a un certo punto, se non intervenivo, a quel tempo si usava le stringhe di Cartan, dopo si usava come si chiama? Quelli cani, il bicycle, l'assuntol, se non intervenivo in tarda estate, addio api. E a un certo punto uno se ne accorge, no? Tu vedi che apri la covata, escono le api, anzi esce prima la varroa delle api, a quel punto lì, spazio mussi. Mi ha detto anche a me che c'è qualcuno in qualche zona della Sicilia che è convinto di salvare le api. Potrebbe sempre diventare quella favola per cui uno le api ce le ha sempre, perché se muoiono le sue le trova sempre, qualcuno gliele vende, quindi le api ce le ha sempre. Quindi non... Sì, dopo l'ape nera siamo delle volte, siamo anche in continuazione, cioè. Sì, comunque quello lì è un sistema ormai che ogni tanto riemerge perché c'è internet, perché c'è la comunicazione, diciamo, non più cartacea, ma con i computer, per cui anche i morti rivivono, insomma. Pensate che 40 anni fa, forse qualcosa di più, le casse non avevano i distanziatori. Distanziatori di ferro che i veleini fanno lì. C'erano una volta, ci mettevano lì a occhio, e quindi si poteva anche mettere uno in meno, a parte che si lavorava sul 12 una volta. Sì, allora c'era, diciamo che la misura del passo 37 è innaturale per le nostre api, perché è una misura che hanno inventato nel bolognese per farci stare su una cassetta standard 43x50, farci stare 10 teleini. Da noi le cassette erano da 12 e si usava il passo 35, che è il passo naturale delle api. Poi il passo 35 è di terrasse tra un pavo e l'altro. Non è che quel passo 37 cava varroa e quel passo 35 non ne cava. No. E anche se voi vedete un favo in 10 cm, la varroa non cade. No. La varroa sta dentro la covata e amen. L'estate scorsa ho recuperato una sciamatura inserendola nell'arnia di polistirolo. Delle 3 famiglie che ho, una mi sembra debole, non ho ancora controllato con attenzione per il freddo di questi giorni. Posso unire le 2 famiglie per averne una più forte e nel caso ci fossero comunque 2 regine, una la devo sopprimere? Direi che è un crimine passare la regina in febbraio. Rinuncia. Quando gli fate un'asta meglio a 200 euro, con tutta la gente che telefona questi giorni, se una regina o di casa casa. Cioè, io direi, come ho già detto, dovrò tenerle tutte vive, un pacchettino di candito, anche se è piccola, però controllare che ci sia la regina, che non sia piccola perché magari è orfana. Però tenerle tutte vive poi alla fine sicuramente vale la pena. Buonasera, al primo controllo invernale, circa 10 giorni fa, ho trovato nel mio piccolo apiario 11 arne 6 famiglie morte. 6 famiglie. Tutti gli sciami erano stati trattati con il blocco di covata e ossadico estivo e ossadico pre-invernamento. Il glomere è morto anche se sui favi c'erano buone o addirittura molte scorte. Ha mandato anche le foto. Le famiglie superstiti sono in buone condizioni, rosette di covata compatte, e ho fornito il primo candito. La morte mi pare le morte mi pare difficili siano morte di fame. Cosa può essere successo? Per vedere se il miele era vicino alle api.
E dopo bisogna fargli un controllino sanitario, perché non muoiono mica solo di varroa, no? Che ho detto muoiono di nosema, muoiono di acariosi, che sono malattie che colpiscono fortemente d'inverno e sono in grado di svuotare le famiglie. Quindi ecco, è il nosema proprio speciale. Cioè, praticamente c'è il favo di miele con tutte le caraure che corrono giù, è un nosema proprio classico. Quindi vediamo. Fate vedere anche quelli che sono a casa. Adesso provo a metterli lì davanti. Questo è il nosema. Se lo vedono. E quei favi lì, tra l'altro, sono un po' a rischio a recuperarli. Come? Lì molto probabilmente o ha alimentato con qualcosa di strano o hanno saccheggiato qualcosa di strano. Io ho la cassa che sta rubando adesso, l'ho già segnata perché la devo tenere d'occhio, perché magari saccheggia del miele così, tutto imbrattato di escrementi, pieno di zeppo di spore, di nosema, è a rischio, perché fra un po' comincia a calare. Fuori magari se a casa è morta di varroa, Una domanda. Abbiamo visto che da lei però si fa cosa di nuovo. Fino a gennaio per iniziare a lavorare per puntare al meglio le app. Gennaio, poi in febbraio si fa. Pronti. Oltre al blocco di covata e allo salico in novembre, che altro si può fare per bloccare la lavorata? No, se uno opera correttamente, soprattutto se uno fa lo salico invernale in assenza di covata, quando non c'è più caduta, cioè varroa ne rimane qualcuna, ma qualcuna non numeri tali da compromettere la famiglia fino a luglio dell'anno dopo, quindi per la varroa siamo al massimo, cioè l'Italia e il mondo piange per la varroa, cioè voi avete la ricetta per non piangere di varroa, insomma, mantenere le api a posto. È quello il discorso. C'è lavoro in più, c'è un impegno in più, ma uno lo deve trasformare in divertimento perché almeno io mi diverto a guardare le api, quindi dovreste anche voi siete agricoltori divertirvi e guardare le api. Quindi se c'è un po' di lavoro in più oltre al miele, insomma, è un piacere guardare le api. Se sono piccole uno si impegna a farle crescere. Poi Filippo, buonasera. Nel trattamento invernale è possibile fare un gocciolato come quello effettuato in estate o questo reca danno alle api? No, dipende dalla temperatura, in Sicilia lo fanno anche in dicembre e gennaio perché fa 7-8 gradi di notte, 15 di giorno. I primi tempi io ho ammazzato un mucchio di api facendo lo salico liquido anche fine novembre. Perché tanto hanno difficoltà di fare glomere, perché già comincia a brinare, hanno difficoltà di fare glomere. E dopo non è trascurabile il fatto che molte api ciucciano quel liquido lì. Cioè, noi le bagniamo, però loro per pulirsi si leccano. Avete visto anche l'immondizia, no? Non è che vanno con la cagliola, la mangiano per eliminarla. Tutte quelle porcherie lì sui favi di miele, le api, lo devono rosicchiare, con la lingua lo prendono, lo assorbono per eliminarlo anche le spore. Per cui anche lo salico in parte lo assorbono ed è tossico, cioè praticamente anche le api invernali che sono tutte piccoline, una buona parte muore anche per quello perché vengono intossicate dal liquido, per cui noi preferiamo almeno sulle api invernali andare sul sublimato. Io niente va tanto sul farinato.
quelli che noi gaini. Sì. E se vi va a fare i nastri di altri, siamo multe parole. E anche sulla segatura. E anche sulla segatura, tra qualche giorno e basta la E segatura. anche sulla terra di fiori. Terra di fiori, sui fondi del caffè, sui piante appena tagliate, perché purtroppo la gran siccità e la carenza del polline e delle proteine le spinge a cercare disperatamente qualche sostituto, insomma. Se si vuole tenere i melari fino a fine agosto, come si può fare il blocco di covata a settembre? E se è il caso però di farlo a settembre. Bisogna vedere se è un'operazione significativa tenerle fino a fine agosto, perché se uno ha paura delle tarme, allora gli può fare il tolfo, tutti i prodotti che ci sono e li toglie. No, penso sia legato al fatto che c'è raccolto. Che c'è raccolto? Vabbè, uno fa il blocco sopra il melario. Cioè sotto, quindi tira su le grasse melari, mette il sudregina sopra il melario e fai il blocco sopra il melario. Per ultimo il blocco. La rana, il miele, un po' di porcheriola, ma insomma, se fa il miele si la sopporta. Ammesso che lo faccia è in agosto. Perché Dopo solo le casse con poche cotte. Io ho avuto, dice Luca, un problema con la covata calcificata in autunno, fine estate, che poi si è risolto con il cambio della regina e un po' di micostop. Ovviamente, come avevano detto in primavera, si sarebbe fatta rivedere e ovviamente è venuta fuori con la prima covata che è stata deposta. Ora, come consigliato, ho tolto il cassetto per fare un po' di girare, per eliminare un po' di umidità. Cosa posso fare ancora per la covata calcificata? Come ho detto anche nelle altre volte, gli altri anni. No, mi scuso anche ripetere. Però vi manca il giro dei nuovi nuovi chiede, giustamente possono guardare ormai. No, tu non li vedi, ma chiedono. Cioè, normalmente il cambio della regina è un'operazione buona. Andrebbe fatto utilizzando materiale genetico che viene da famiglie vicino a quelle ammalate che però non sono ammalate. Perché diciamo che la capacità di pulirsi della covata calcificata è un carattere genetico e alcune api non ce l'hanno, mentre altre ce l'hanno, quindi bisogna andare su quelle cui regine portano questo carattere e riprodurre quelle. Primo. Secondo, se c'è qualche cella, va bene, non è che indebolisce la famiglia. Se invece l'infezione è molto forte, molto spesso sono ammalate anche le api oltre che la covata, anzi diciamo che è una malattia delle api, per cui la famiglia oltre a non produrre niente è sempre affamata. Quindi conviene farla crescere finché arriva a essere popolata bene, dopodiché fargli un bel blocco di covata, nel senso mettere la famiglia tutta sui foliceri, avendo prima avuto cura di cambiare la regina, perché sennò siamo sempre dalla padella alle braccia, fare un bel blocco di covata, far nascere tutta la covata, eliminare o fare radiazioni ai fari che si tolgono e metterla tutte sui foliceri. Normalmente, se la regina è di buona genetica, ricompare un po' la covata calcificata di nuovo, perché le api naturalmente hanno le spore in corpo assieme al miele e quindi quando vanno a alimentare le larve un po' trasmettono queste spore. Però non essendoci più l'allevamento del micelio, cioè l'allevamento delle spore dentro il favo, dopo un turno al massimo 2 di covata scompare tutto e la famiglia è su nuovo e bella pulita. È un lavoraccio, però non c'è alternativa. Se invece è proprio colpita forte, conviene tagli una mazzata e ripartire con una famigliola bella pulita. Bene. E il miele che mette il contenuto dei favi che è stata calcificata è ancora comunque utilizzabile o è meglio eliminare anche questo? No, vai, è proprio eliminato. Assolutamente. Visto il periodo invernale, dice Chiede Gloria, si possono unire 2 casette senza fare lo spostamento dell'apiario avendo una casetta orfana?
Sì, appena detto, cioè uno sceglie se spostare la famiglia a quella regina o spostare quella orfana, se no lo fa di sera, concentra quella orfana su 2 o 3 telaini, si prendono con le mani così e si sposta totalmente la famiglia senza nessun problema, quindi non si sposta né casse né niente. Chiaramente le casse penso non sono inchiodate, quindi la cassa vuota va tolta perché altrimenti fa da richiamo di nuovo per quelle orfane che sono orientate sulla loro vecchia cassa. Loro si affezionano alla regina e appena si accorgono che la loro cassa non c'è, ritornano con la regina. Però è meglio toglierla, se no magari un po' poi si tirano lì, sta lì, poi col freddo muoiono, ma adesso è un'ape preziosa. Mentre Travasi da un nucleo ad Armia, quando è il possibile farlo? Se il Consiglio di Siame io aspetterei a fine marzo, primi di aprile, perché dentro il polistirolo arrivano a 5 favi quadrati di covata senza problemi, se puoi alimentarle. E dopo si può travasare qualche sera senza problemi. Però se è polistirolo, la famigliola cresce molto bene. Ma quando vedi che comincia a chiamare spazio, cioè che ha bisogno di policeri. Qui chiedono i giovani agricoltori se ci puoi parlare del blocco di covata orizzontale con cornice sopra il nido e la differenza con il blocco di covata con gabbietta. È sempre il discorso uno invernale, uno estivo e uno invernale. Beh, in questo caso qua Manca l'audio. Adesso è ripartita. Okay. Che poi il vincitore È quello che È ripartito. Bene. Erano Sì, 5-1, adesso ne 4-5. Bene, siamo alle 9. Altro? si dà domande, se no. Sì. No, volevo dire io 2 cose rispetto alla riflessione che ha fatto inizialmente. Un po' polemiche. No, ma Francesco, è una riflessione corretta che peraltro io avevo già fatto una delle prime riunioni che abbiamo fatto qui in presenza. Quando avevo raccontato l'esperienza di aver partecipato al direttivo dell'UNARPI, no, con tutti i tecnici e i presidenti delle varie associazioni regionali, e dopo un giorno di ascolto di questi tecnici della Lombardia piuttosto che della Campania e via, che illustravano con grafici, ecco questo lavoro che poi abbiamo pubblicato, no? E ve l'ho raccontato l'altra volta, sentire dire che alla fine di queste lunghe sperimentazioni con dati scientifici, eccetera, era necessario fare le cose che ha detto Francesco prima e che noi facciamo grazie ai suoi insegnamenti, ecco, degli agricoltori più esperti, ma cito lui perché è stato il primo, no, in assoluto a fare queste cose, facciamo da tanti anni. Qual è la differenza tra noi e loro? No? E l'ho ricordato che loro sono più bravi a vendere per certi versi queste cose. Quindi quell'esperienza che qua è stata raccontata e illustrata a tutti gli apicoltori nuovi o vecchi, no? Come esperienza, per cui partono facilitati grazie a questa esperienza, qua l'abbiamo tenuta qua. Loro hanno prima avuto i finanziamenti, poi li hanno messi in campo, hanno avuto questa idea, l'hanno provata, hanno portato a casa un sacco di soldi per fare queste cose, per arrivare alle stesse conclusioni cui noi già da tanti anni eravamo arrivati.
E lo dicevo con soddisfazione da un lato, perché vuol dire che noi abbiamo maestri che hanno fatto una vita nell'apicoltura, per cui queste cose le hanno verificate, le hanno sperimentate, e quindi abbiamo questo vantaggio e dà soddisfazione all'associazione, e quindi un ringraziamento a chi condivide queste esperienze con noi. Dall'altro lato però deve essere da stimolo, perché se siamo così bravi, queste cose, ed è compito un po' anche del direttivo, del presidente dell'associazione, bisogna che riusciamo anche però a fare anche noi alcune cose di questo tipo, perché esatto, cioè, e in questo senso ecco che allora l'adesione all'UNAPI ci ha facilitato, per cui entriamo anche noi in una serie di progetti, e ne abbiamo lanciati ben altri e stanno tutti andando, per cui diciamo che il salto di qualità dell'associazione classica, ecco, mentalità veneta, no? Che lavora, fa, sperimenta e tiene qua, dobbiamo invece imparare un po' di più dagli altri che fanno diventare queste grandi idee, queste grandi esperienze, le traducono anche in monetizzazione, in contributi che poi arrivano, perché poi fare queste cose, se hai hanno messo insieme Francia o Spagna, non mi ricordo, Francia con l'Italia, e buttano lì 1.900.000 euro, significa che poi finanziare una serie di apiari, finanziare gli apicoltori che vanno a fare le schede e le rilevazioni, cioè diventano, e finanziare anche qualcuno che poi presenta questi lavori. Quei soldi lì magari alla fine più che agli apicoltori restano di più a tipo l'INRA, vanno ai tecnici che fanno queste cose, però agli universitari che mettono dietro agli apicoltori. Ci vogliono anche quelli. Sì. Più i soldi vanno più lì che non poi dopo. Una cifra del cavolo. Però non sono pochi, sai. Sono andati avanti 5 anni, però. Esatto. Sì, ma ripeto, 1.900.000 Sì, euro, ragazzi. sì, no, noi lottiamo ogni giorno per avere risorse, certo. no? Anche quest'anno è andata bene con il bando della 1308, perché comunque l'associazione siamo riusciti a ottenere 187.000 euro. Ma qua parliamo di in 5 anni su 400.000 euro ci paghi lo stipendio di quelli dell'IRA, però però no, questo caso è una roba, dopo iniziamo a degli altri. a ti te pagherà il sanico, ecco. Ecco, era questo, nel senso che sono d'accordo, bisogna che impariamo noi, ma sono tutte cose che, come ti avevo detto, tu già avevi fatto non occorreva mieste ricerche per arrivare lì, ecco. A fare parecchi sublimati da mettere le api o no? Ma qualcosina ne risentono, dipende dalla popolazione di partenza, perché appunto Mario ne ha fatti 14 dalle api vive. Certo che in quei casi lì sono belle salate, no? Voglio dire, no. Adesso per metterci le mani, dobbiamo aspettare che le api li puliscano bene, sono quei cassetti lì. No, sì, tanti. Sono tanti, così mi ha detto Mario. 14. Mica a volte che ho fatti 7 che avevo le api che andavano. Diciamo che piuttosto che avere Sì, è meglio Allora, altra cosa, e dopo possiamo anche... vi abbiamo mandato la newsletter qualche giorno fa, perché ci sono, come avete visto, l'associazione ha cominciato a fare anche, abbiamo ripreso le serate mensili, le abbiamo spostate perché il martedì abbiamo sempre anche i corsi, per cui abbiamo dovuto spostarla non più al primo martedì del mese, ma giovedì. E la prossima volta a marzo faremo venire a parlare sui flussi nettariferi e altri temi, un tecnico docente universitario dell'Università di Bologna. C'è Apimella, per cui stiamo pensando di organizzare un pullman, perché questa vale la pena
mentre quella dell'autunnale è un po' più contenuta. Pare che la pandemia appunto sia in una fase calante, servono comunque lo stesso per l'accesso, avete visto il Green Pass e tutto, però stiamo organizzando anche un pullman. Se chi è interessato manda l'adesione alla Giovanna, che così vediamo anche cosa organizzare, insomma, in che quantità. Presto il possibile, perché confermare il belga- pullback tutto quanto ci sono problemi, quindi è intenzionato meglio Sì, lo dico. che conferma. L'idea è di andare appunto il 5 mi pare, no? Che è sabato, sì. Sabato, Quindi è una giornata. È interessante perché chi non ha mai partecipato ad Apimel è comunque una bella esperienza. Dove trovate le cose belle, trovate anche le porcherie, però ecco, c'è un po' di tutto, ecco, ci sono le cose e ci sono anche delle cose innovative che però, vabbè, penso ho visto una delle domande sulle chat che avevano fatto l'altra sera, era quella sulle resistenze, no? Che alla prima c'era uno stand che per la lotta alla varroa faceva ragionamento del calore, quindi avevano messo questa foglio con una resistenza interna in cui andava fuso poi il foglio cereo e ogni tanto attaccando appunto la resistenza non si colava la cera ma sparivano le varroe. Quando ho chiesto a Francesco se era una cosa seria, mi ha preso per questa, mi ha dato la via. Quindi la mia risposta era no, sbaglio, sembrava un'idea innovativa, però ecco, per cui c'è un po' di tutto, insomma. Però diciamo, ci sono tanti fornitori anche che poi trovate il materiale in associazione, ci sono anche idee, ci sono anche convegni, iniziative varie. E poi si fa una giornata insieme in Corriera anche partecipare e ci sarà qualcuno che ci tratterà. Comunque il viaggio andata e ritorno in cui si parla tanto di... Poi se c'è non si passa. Ecco, poi no, un'altra roba del periodo. In questo giornale avete trovato, perché tanti hanno cominciato a chiederlo, il discorso del Tiglio di Henry, no? Quello che abbiamo cui cambieremo nome, ecco, diciamo, quindi noi abbiamo già fatto, si chiamerà Tiglio di Mario. Non è una sciocchezza perché è un tiglio che abbiamo provato a cercare dappertutto, ma è introvabile, ma ha anche una royalty questo tiglio, nel senso che io non lo conoscevo questo meccanismo, ma nel mondo dei vivai, come in altre, ci sono anche i brevetti. Questo è stato brevettato in Polonia e quindi non si trova perché è proprio caro. Da un lato è conosciuto soprattutto come un tiglio da giardino, perché fa le foglie rosse, non è conosciuto come tiglio da miele. Ecco. Sto pensando, ma sai che Francesco mi avesse messo le royalty sul blocco del 90, ad ogni blocco dei giorni di €1. Guarda, aver inventato, no, ma aver messo, ma per quello dico noi lavoriamo e basta, no? Il discorso della cornice, tutte queste cose, dovessimo... Vabbè. Comunque, allora, avendo noi però la fortuna di avere Mario, che ha questi figli da 30 anni, da 20 anni, e che allora, d'accordo con alcuni vivaisti, non si chiameranno più di figlio di Henry, si chiameranno figlio di Mario, no? Per cui possiamo cominciare a fare gli ma è lo stesso che ha fatto 14 su climatico. No, 14 su climatico. Ecco, capite perché in Corriera se andiamo con lui dopo ci divertiamo anche, no? Chiusa parentesi, no, adesso tornando ad essere seri. Gli unici tigli in Italia che c'erano li abbiamo comprati e li abbiamo messi giù al mercato del controfitto, sono 4 piante con bel diametro, le vedete vicino e quindi da lì potremo con calma prendere anche delle farine. Mario è stato così disponibile da fornirci le marze,
per cui ci siamo attivati con dei vivai. Un giro di farceli, ce li facciamo. Sì, ce li stiamo facendo, ecco, cioè, abbiamo deciso di farceli perché l'accordo con Veneto Agricoltura per la produzione di questi tili ha dei tempi lunghi, perché loro non fanno i nesti, ma fanno la moltiplicazione, come si chiama? Meristematiche. Li moltiplicano attraverso la gemma, prendendo le cellule, e per fare quel tipo lì di moltiplicazione e avere delle piantine ci vogliono qualche anno. Per cui abbiamo deciso, per metterli poi a disposizione, di metterli in associazione, abbiamo già fatto 100 più altri 20 più altri centinaia, abbiamo fatto circa 200 piantine già in estate. Stiamo attendendo di vedere se l'innesto funziona, perché bisogna vedere, abbiamo fatto sul nesto su un tiglio cordata. Abbiamo contattato anche altri vivaisti perché i tigli magari si trovano, però le mazze le abbiamo noi da Mario. Ecco perché abbiamo deciso di chiamarlo tiglio di Mario in futuro. E anche per superare, per capirci, anche per capirci e per superare anche i problemi legati al divieto di venderlo se non hai l'autorizzazione. Ecco, questo poi per cui arriveranno, se gli innesti funzionano, lo vedremo nel giro di qualche mese, insomma, no? Poi li metteremo a disposizione. L'idea è di arrivare ad autunno ad avere una certa quantità da mettere a disposizione. Comunque vale di stare sul cordata, In prova i vari piani. Allora, un altro vivaista dice che il cordata ha il vantaggio che non fa i colloni sotto ed è un po' più contenuto, però spinge meno. E quindi quelli che abbiamo fatto li abbiamo fatti sul cordata, però un altro vivaista ha detto che vuole provare a fare anche innesti diversi, non solo a triangolo, che è quello che è stato fatto, ma anche a doppio spacco inglese. E abbiamo fatto anche uno esatto, per vedere la differenza, e magari fatto anche questi innesti su tiglio argenteo, su tiglio platifoglia, perché magari quelli pur facendo i colloni ma spingono di più e quindi faranno stiamo facendo delle prove. I tigli che ci sono da noi sono tutti o cordata o comunque platifoglia, però la differenza rispetto a questo è che tutti hanno quel periodo di fioriture, chi più, chi meno, ma sempre quel periodo di giugno e maggio, primi di giugno ormai. Primo di maggio. Non mi ricordo mai che si dà il figlio. Però mi diceva che arriva. Anche Vimeo ha detto arriva, ma non arriva mai. Poi il tiglio è un po' generico. No, ma questo tiglio, lui ha chiesto per questo tipo, ma non c'è. E ripeto, abbiamo chiamato tutti i vivai, gli unici 4 che dobbiamo trovare a Pistoia, li dobbiamo portare a casa e li dobbiamo messi. Li che porta a casa. Aspettiamo la fioritura adesso. Sì, si va a verificare che Sì. Però qui non è di fonte, insomma i Gesè e i sicuri. Gli altri poi vedremo. Poi rispetto alla particolarità di Mario, è quella che aveva la fioritura che inizia a metà agosto e va avanti fino a fine settembre. Ed è proprio il periodo in cui noi tutti compriamo candito, sciroppo per alimentare le api. E quindi avere non serve proprio, per carità, se ce ne fosse una quantità importante si riesce a fare anche i mieli, immagino, però l'obiettivo in realtà è che, come ho sempre detto a questo Mario, non ho mai comprato candito e sciroppo da dare a mangiare alle api per portarle per invernarle. Ecco la differenza, perché si facevano lo scorte con questo. Anche perché se c'è la fioritura in quel periodo lì, le api spingono e più fanno anche più api invernali, insomma c'è sì, è tutto legato, più api invernali, più sana, perché appunto è una fioritura da nettare di piante e non è il zucchero che gli diamo.
Quando non c'è più nulla, perché l'ultima fioritura nelle nostre zone è quella dell'Endera, che però sappiamo... Tutti le api da Mario, non siamo prima. E Mario? Dopo il nostro dura 10 giorni, 12. Questo Quindi arriva un mese abbondante e ti assicuro aver visto le piante in fioritura a ottobre, settembre, agosto, Il profumo che gasta, è una roba. E le Vodia? Le voglio però che fiorisce prima. Primi di luglio. Cioè, anche quella conta con una capacità nettarifera altissima, perché è quella più in assoluto, però prima, tanto prima. San Piero, fiorisce San Piero. Facile. Buonanotte. Non si sente più niente. Finito? Notte a tutti.